21 indagati e 5 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Palmi per coltivazione, detenzione e spaccio di marijuana contigui al contesto mafioso. E questo l'esito dell'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria Tutto in Famiglia, scattata stamani. Accertata l'esistenza e l'operatività della Cosca Maio nell'articolazione territoriale dell''Ndrangheta a San Martino di Taurianova, dedita anche all'usura e alle estorsioni nei confronti di imprenditori e operatori commerciali locali. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi questa mattina alla Mezzia Terme contro un negozio che ospita un parrucchiere per uomo. Il fatto è avvenuto intorno alle 10:30 in via dei Bizantini, stesso luogo dove domenica pomeriggio è stato ferito gravemente un uomo di 59 anni, Pasquale Saladino, ed un ragazzo di 14 anni che era di passaggio è rimasto a sua volta lievemente ferito. L'episodio di oggi è l'ultimo di una serie di atti criminosi che si sono registrati in città negli ultimi 2 giorni. Una lite probabilmente scatenata da motivi sentimentali è culminata ieri a Serra San Bruno con l'accoltellamento che ha visto protagoniste 2 ragazze di 28 e 22 anni. La vittima, VC, ha incontrato la sua rivale Angela Dominelli, 22 anni, in una zona centrale del paese vibonese. Tra le due è nata una violenta discussione durante la quale la 22enne ha colpito alle spalle la 28enne. La Dominelli è stata arrestata per tentato omicidio. I cittadini calabresi potranno prenotare le visite mediche e pagare i ticket sanitari direttamente negli uffici postali in cui è attivo lo sportello amico. Questa è la principale novità contenuta nell'accordo quadro per i servizi di e-government in campo sanitario sottoscritto oggi tra la D di Poste Italiane Massimo Sarmi e il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Il programma di innovazione sarà operativo a partire dai primi mesi del 2012. A breve sarà integrato anche dal servizio di invio della documentazione sanitaria in formato cartaceo che i residenti potranno ricevere a casa via posta. È stato scelto l'auditorium del Liceo Scientifico Filolao di Crotone per la prima proiezione pubblica del docufilm This is Cocaine prodotto da CN24 in collaborazione con il CERT e l'ASP di Crotone. Stamattina circa 300 ragazze hanno assistito con interesse alla proiezione del video, confrontandosi anche con gli esperti del CERT e rappresentanti della GDF presenti su un tema così delicato. Scopo dell'iniziativa: sensibilizzare le giovani generazioni ad evitare l'uso delle droghe. Per trasmettere questo messaggio presenti anche il presidente dell'FC Crotone Giovanni Vrenna, la D Giancarlo Martucci e 2 calciatori.